Coronavirus, i casi in Veneto salgono a 307, 16 in più rispetto a ieri, 68 sono i ricoverati, 18 dei quali in terapia intensiva, nuovi 9 contagi a Padova. Coronavirus, trend sostenibile e non esponenziale, il governatore Zaia sull'andamento dell'epidemia in Veneto, la sanità veneta sta tenendo, dice pronto il piano per aumentare i posti nelle terapie intensive. Dal vino agli agriturismi, il nodo dei danni che l'economia veneta sta subendo, a Mestre stamani incontro con le categorie del mondo agricolo per concentrare provvedimenti a sostegno delle imprese. Decreto del governo per contenere il contagio, chiusi i bar che non hanno servizio al tavolo, proteste tra gli esercenti per alcune incongruenze. Nuova vittima sul lavoro nel Vicentino, a perdere la vita questa mattina un autista cinquantenne di Lonigo, l'uomo è stato travolto e schiacciato da un muletto. Falso invalido deve all'Inps ben 270.000 euro a scoprire la truffa, i finanzieri di Legnago, l'uomo di Gazzo veronese dal 2005 era riuscito a farsi riconoscere l'invalidità al 100%. Maltempo nel Bellunese con copiose nevicate e mezzi pesanti senza catene in difficoltà, a Belluno si è rimessa in moto la storica frana di via Miari, la strada è stata chiusa. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano l'aggiornamento sui casi di coronavirus nella nostra regione. Poco fa è stato diffuso l'ultimo bollettino regionale. Allora, il totale complessivo dei casi in Regione Veneto a questa mattina è di 307 contagiati, 16 in più rispetto alla giornata di ieri. Di questi 68 sono ricoverati, 18 dei quali in terapia intensiva. Rimangono invariati i cluster di Vo con 88 casi, di Venezia con 42, di Treviso con 82, Mirano con 6, Limena con 14 e poi ci sono altri 2 casi collegati alla Lombardia. Cresce invece Vicenza con 5 casi più 2 rispetto a ieri, Verona con 17 casi più 3 rispetto a ieri, Padova con più 9 casi rispetto a ieri, Belluno con 5 casi, 1 in più rispetto a ieri e Rovigo che registra il suo primo caso. Dicevamo appunto di questi 307, 68 sono ricoverati, 18 dei quali in terapia intensiva. E proprio questa mattina, poco fa, il governatore Zaia ha commentato appunto l'andamento dell'epidemia dicendo che il trend per ora è assolutamente sostenibile e non rispecchia gli algoritmi e le previsioni della crescita esponenziale. La sanità veneta sta tenendo e stiamo curando coloro che sono sintomatici, mentre gli asintomatici, lo ricordiamo, sono più di 260 sui 307 complessivi. Molto importante ora sarà la partita dell'aumento dei posti in terapia intensiva in Veneto. Abbiamo già in programma, come soggetto attuatore ha confermato il governatore Zaia, appunto un aumento dei posti letto delle terapie intensive. Rimane naturalmente il problema, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, dell'approvvigionamento dei macchinari che la Regione Veneto ha già ordinato e che comunque si fanno fatica a trovare, visto che sono richiestissimi appunto in tutto il mondo a seguito della situazione che si sta appunto verificando a livello mondiale. Governatore Zaia, che abbiamo avuto ospite anche ieri sera nel corso del nostro telegiornale, che ha fatto il punto sulla situazione anche alla luce dell'ultimo decreto ministeriale. Sentiamo quindi. Rispetto alla mia ordinanza della scorsa settimana, adesso il governo ha voluto fare questo decreto che noi anche come presidenti di regione abbiamo osservato. Le potrei dire che sul fronte ad esempio dei cinema, dell'apertura dei cinema, eravamo tutti d'accordo per trovare una soluzione per aprire, perché comunque seppur vero che viene introdotto nel decreto il principio del droplet, che significa di avere una distanza di almeno 1 metro
tra gli avventori, tra chi andrà al cinema nelle poltrone piuttosto che le chiese, questo principio, noi eravamo convinti che si potesse fare questo. C'è anche da dire che in questo momento dall'altra parte del tavolo c'è la comunità scientifica che dà queste indicazioni, comprensibili o non comprensibili, e si potrebbe aprire un congresso sulle incongruenze del decreto o delle ordinanze che si fanno. Possiamo dire però con molta sintesi che la vera indicazione è una sola: non andare in luoghi affollati, evitare distanze ravvicinate sotto il metro, perché si trasmettono le goccioline. Perché si dice questo? Perché questo aiuta la diffusione del contagio, e se è vero che è un virus a bassa letalità, è altrettanto vero che tutti noi abbiamo l'obbligo responsabilmente di contingentare il contagio, cioè di evitare che si diffonda, per mettere in sicurezza le persone che hanno una salute cagionevole e se dovessero essere contagiate finiscono in terapia intensiva. Parlo degli anziani che magari hanno quadri complessi, anche dei bimbi che magari sono immunodepressi o hanno patologie. Quindi tutti noi siamo chiamati responsabilmente di far squadra per tutelarli. Certo. Allora, in questo paese, siccome spesso quando si dia una sola regola tutti non la rispettano, hanno fatto questo decreto che purtroppo ci fa dire ma i centri commerciali sono aperti e la discoteca va spiegato, no. Voi siete in attesa di una circolare che spieghi ma guardi, questo decreto, il decreto giusto? scade domenica, vedendo i tempi che ci sono ho l'impressione, ho visto discutere tre giorni per aprire le chiese, per fare le messe, immagino che non si arriverà, e allora adesso ci stiamo attivando per vedere se possiamo noi sostituirci e tentare di dare delle interpretazioni, ma l'appello che faccio ai cittadini è questo: evitate per il vostro bene di andare dove c'è affollamento. Ai ragazzi dico, è vero che il virus, se un ragazzo in forma fisica magari viene contagiato, ma magari si becca la febbre, l'influenza, magari finisce in ospedale, però pensate che andate a casa e magari portate il contagio a un bimbo che non è in perfetta salute, a un genitore che magari non può permettersi di prendere questo virus, al nonno, eccetera. Per cui evitiamo, cioè, c'è modo di divertirsi senza andare nella calca in mezzo. Cioè, questo è l'appello, è vero, anche dei giovani. Oggi ci hanno chiamato anche delle persone, dei ragazzi, dei giovani che preoccupati per i nonni, no? Proprio per questo. Ma non c'è un decreto perfetto, certo. No, ma non esiste. Guardi, non dovrei dirlo io perché fra l'altro lei sa che la mia posizione era molto più di apertura, però è pur vero che il governo ha fatto questo seguendo le indicazioni a livello di Istituto Superiore della Sanità. Ecco, e poi naturalmente c'è tutta la partita dei danni al sistema economico della nostra regione, danni che stanno coinvolgendo tantissimi settori. Ieri c'è stato l'incontro dell'assessore Marcato con le categorie economiche, oggi si è fatto invece il punto per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, che sta anche questo appunto risentendo notevolmente della crisi determinata dall'epidemia di coronavirus. Ci aggiorna in diretta da Mestre la collega Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo qui a Mestre dove si è appena concluso il tavolo verde convocato con tutte le parti competenti dall'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan. Benvenuto Assessore. Buongiorno a lei. Allora, innanzitutto, quali contenuti, che cosa è emerso da questo tavolo verde, da questo incontro importante alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni, insomma ormai gli ultimi 10 giorni, le ultime 2 settimane, proprio per quanto riguarda le misure messe in campo per fronteggiare il coronavirus? Sì, abbiamo appena concluso con le rappresentanze sindacali del mondo agricolo veneto, c'erano tutti, e sono emersi diversi aspetti, uno quelli legati alla zona rossa, naturalmente di Vo Euganeo e dei Colli Euganei Padovani, dove 164 aziende agricole sono in momento di sofferenza perché non riescono neanche a scambiarci le merci, abbiamo un problema proprio della liberazione delle merci in quell'area e quindi anche l'assistenza poi agli agriturismi che sono il punto nodale non solo dei Colli Euganei Padovani ma anche di tutta la regione. Ricordo che sono più di 1500 gli agriturismi che a oggi sono vuoti e non danno nessun tipo di, appunto, di riscontro. Abbiamo stimato che i danni diretti
diretti solo nell'area rossa appunto di Vo siano intorno ai 30 milioni di euro. Rispetto appunto allo scambio delle merci, al blocco delle vendite degli agriturismi e per quanto riguarda la regione intorno ai 100 milioni in questo momento, dovuti appunto ai blocchi che ci sono anche a livello internazionale. Quindi chiederemo al governo anche che ci sia un ristoro appunto dei danni che le nostre aziende agricole hanno subito. Ecco, tanta carne al fuoco, abbiamo sentito dunque una richiesta dei voucher per il lavoro insomma, di raccolta, ancora una campagna che partirà a breve e poi naturalmente la richiesta dei ristori. Questo insomma la sintesi di quanto emerso al tavolo. Naturalmente l'assessore regionale all'agricoltura così come i suoi colleghi negli altri settori continueranno a lavorare per far sì che la nostra economia si possa rialzare. Certo, noi adesso stileremo un documento per ogni settore economico che daremo al nostro Presidente che aprirà i colloqui col Governo. Ringraziamo l'assessore Panna per essere stato in nostra compagnia. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Sì, grazie Ilaria. Allora, noi abbiamo una notizia, un aggiornamento, una notizia che purtroppo non avremmo mai voluto dare, ed è quella di una nuova vittima nella nostra regione. Si tratta di un 79enne veneziano ricoverato in terapia intensiva all'ospedale All'Angelo di Mestre. Era stato ricoverato il 24 di febbraio. La sua situazione purtroppo si è aggravata nella notte sino al decesso appunto di poco fa. Sono in corso indagini ospedaliere per verificare la connessione della tra la morte del pensionato e il coronavirus da cui era stato contagiato nei giorni scorsi. L'ultima parola sulle correlazioni naturalmente, come abbiamo più volte sottolineato in questi giorni, spetta all'Istituto Superiore di Sanità. E continuiamo a parlare di coronavirus e di epidemia con le misure che stanno svuotando anche molti luoghi di culto. Pensiamo per esempio a tutte le chiese nelle quali sono state vietate le messe. Si può entrare soltanto per pregare a debita distanza, quindi con la famosa distanza del metro sancita dal droplet, e si può entrare per pregare ma non per le funzioni religiose. Per vedere quindi com'è la situazione alla Basilica del Santo di Padova ci colleghiamo con la nostra inviata Valentina Visentin. Buongiorno da Padova, siamo sul piazzale del Santo, stranamente vuoto, senza turisti, pochissimi fedeli. Con me c'è padre Oliviero Svanera e con lui facciamo il punto della situazione di queste settimane davvero particolari per la Basilica del Santo, che non è mai stata di fatto così vuota. Sì, è un unicum anche storico, dicono, perché a parte il momento dopo l'incendio del 1749 la Basilica è sempre stata aperta, soprattutto con le celebrazioni, perché di per sé noi la Basilica l'abbiamo tenuta aperta in questi giorni, quindi ecco, di per sé insomma le cose vanno avanti nel loro ordinario modo di procedere, però senza le celebrazioni indubbiamente è tutto un altro sentire, tutto un altro vivere da parte della Basilica, dei frati stessi, dei devoti, dei fedeli, dei pellegrini. Voi, a differenza del Duomo, avete sempre tenuto le porte aperte della Basilica per accogliere chi voleva venire qui per una preghiera. Le messe però le state celebrando vicino alla tomba del Santo, quindi questo è un aspetto anche positivo. Riunite i fedeli virtualmente ma li portate nel cuore proprio della Basilica. Sì, non potendo celebrare le Sante Messe, secondo le disposizioni note, celebriamo come frati, riuniti come comunità la mattina la nostra preghiera e poi la sera la Santa Messa alla tomba del Santo, e questo è un po' un privilegio, ecco, perché non è comune celebrare alla tomba del Santo, ci fa sentire uniti a tutti i devoti, fa sentire la comunità dei frati in comunione con le tante persone che sono in difficoltà per motivi di salute, per motivi economici, quindi noi facciamo in modo che per primi come frati e poi uniti a tutti i nostri devoti il Santo sia una presenza viva. La speranza è che dalla settimana prossima si possa ritornare quantomeno ad una normalità
pur sempre magari con il timore, con le accortezze che stiamo usando in questi giorni, come la distanza di sicurezza, ma che insomma si possa tornare a celebrare. Beh, stiamo sperando di settimana in settimana, quindi speriamo che questa sia l'ultima e che veramente la settimana prossima si possa ricominciare. Dall'altra parte, ecco, forse un messaggio che possiamo raccogliere, credo che sta avvenendo spontaneo a tutti noi, sono tempi anche di Quaresima, nel senso anche forse anche più bello della parola, cioè un tempo in cui possiamo un po' sostare, riflettere, non lasciarci semplicemente così inondare di informazioni, ma anche forse restare un po' con noi stessi e cogliere anche il senso di un'esperienza che diventa spirituale nel momento in cui ci fa riflettere su alcuni aspetti della nostra vita, che sono quelli un po', ecco, della nostra fragilità, che sono quelli anche della prossimità che possiamo rivolgere verso le persone che ci sono vicine e che forse hanno bisogno di un saluto, di un'attenzione proprio in questi tempi difficili. Grazie mille a Padre Oliviero Svanera, vi aggiorniamo anche sul dato dei contagi per quanto riguarda la provincia di Padova, sono fermi a 88 contagi per il cluster di Vo, 14 a Limena, mentre sono saliti a 42 le persone risultate positive al test del coronavirus nella provincia di Padova. Dal Santo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Noi continuiamo a parlare dell'epidemia appunto con gli effetti economici e con quelli che sono i provvedimenti che il governo sta prendendo a favore delle zone colpite, maggiormente colpite. Ieri sera a Ring abbiamo avuto in collegamento telefonico il ministro veneto Federico D'Incà, che ha appunto spiegato cosa stia facendo il governo per le aree colpite dal coronavirus. Sentiamo un estratto dell'intervista. Oggi siamo davanti ad un'emergenza che cerchiamo di superare con intelligenza, con l'aiuto della scienza e chiaramente superando quello che sarà un momento di difficoltà anche per la nostra economia. Fortunatamente abbiamo preso di petto questa problematica, abbiamo cercato di arginare immediatamente le zone dove maggiormente c'era questo contagio. Noi abbiamo fatto un primo decreto che abbiamo già votato in un ramo del Parlamento. Io ringrazio le opposizioni per aver sempre avuto uno spirito costruttivo davanti al coronavirus e davanti appunto ai provvedimenti legislativi. Andremo con un secondo decreto che arriverà nei prossimi giorni e poi affronteremo un terzo decreto nel quale inseriamo 3,6 miliardi di euro. Faremo uno scostamento di bilancio, anche questo mi auguro che vi sia la maggioranza di tutti quanti i partiti che vogliono votare per questo scostamento, che sono un primo impatto di risorse che vogliamo mettere sul piatto per affrontare le varie problematiche. Sul settore turistico chiaramente vi sono le ombre peggiori perché hanno subito un tracollo di richieste nell'ultima settimana. Chiaramente bisogna assolutamente pensare ad un sistema che possa improntarsi al credito d'imposta o altrimenti a guardare alla problematica della tassazione in generale o di quello che sono gli adempimenti fiscali. Sono cose che cerchiamo di mettere in pratica nelle prossime settimane per dare un sostentamento all'attività turistica del nostro Paese, perché indistintamente colpito da nord a sud. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco restate con noi. Ed eccoci nuovamente in studio con la prima edizione dei nostri telegiornali. Continua a far discutere in queste ore il decreto del governo per il contenimento dell'epidemia di coronavirus, in particolare per quelle che sono le misure di distanza e di sicurezza nei locali pubblici e non solo, con tutte le difficoltà pratiche di applicazione del decreto. Ne abbiamo parlato con il prefetto di Belluno. Sentiamo. I prefetti hanno un compito che è quello di monitorare, quindi noi adesso proprio stabiliremo di fare questo monitoraggio, cercheremo di capire in che misura si rispettino le regole, poi vedremo, però io confido moltissimo sul senso civico di tutti quanti. Monitoraggio delle nuove prescrizioni previste dal decreto emanato ieri sera, che per vari ristoranti prevede che gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro e l'accesso contingentato nelle attività commerciali per evitare assembramenti di persone.
Dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica riunito a Palazzo dei Rettori l'impegno a verificare che i titolari di bar e ristoranti e i responsabili dei negozi e dei supermercati si attivino per il rispetto delle norme. Non sarà semplice, ma il prefetto Cogode confida nel senso civico di tutti, che risulta fondamentale per arginare e tenere più lontana la propagazione del virus. Se tutti prendiamo coscienza di questo nel nostro piccolo, come cittadini, come funzionari dello Stato e via discorrendo, esercenti di pubblici esercizi o commercianti, a questo punto capiremo che le misure poi non sono così drastiche, se non richiamandosi a delle regole di carattere generale, anche di carattere igienico, che sono poi fondamentali, molto semplici per ridurre il rischio. In città frattanto è iniziata l'installazione dei primi dispenser contenenti gel disinfettante posizionati all'interno degli uffici pubblici comunali e nei luoghi di frequente passaggio, dalla scala mobile di Lambioio all'Ecosportello, le strutture sportive e gli uffici comunali. L'ULSS 1 Dolomiti ha sospeso fino all'8 marzo tutti gli incontri aperti al pubblico e tutte le attività formative, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale. Nuove disposizioni che abbiamo detto interessano anche bar e supermercati, con il divieto per quanto riguarda i pubblici esercizi di consumare al banco. Vediamo. Il cartello della caffetteria di Piazza Borsa è eloquente. Niente tavolini, qui la tazzina di caffè la si beve solo al volo al banco, in pieno contrasto con il nuovo decreto anti-coronavirus. Quindi meglio chiudere. Anche a Treviso i bar si arrangiano come possono, visto che i clienti dovrebbero consumare solo al tavolo e a distanza di sicurezza gli uni dagli altri. 1 metro, il cosiddetto droplet. È un problema perché arrivare e non trovare il caffè è un problema, però non tutti i bar rispondono a queste normative. Chi è più ligio sfodera il metro, magari con una risata, ma il messaggio arriva lo stesso. Ragazzi, dai, 1 metro, noi qua e voi là. Noi abbiamo a disposizione dei tavoli dove la gente non è attaccata, e là dove si crea la compagnia finora non avevamo problemi, adesso staremo magari un attimino più attenti là dove il cliente ce lo richiede, perché poi lei sa che tante persone magari non ci badano, non ci pensano. Per gli esercenti è ingiusto penalizzare il consumo al banco. Comunque è un servizio veloce, uno entra per un caffè in piedi e sta a quel minimo di consumo, cioè quindi non è che sta mezz'ora davanti a un banco, proprio perché è al banco, quindi comunque anche se stanno dentro poco. Dal bar ai supermercati, dove gli ingressi andrebbero contingentati dai più piccoli ai più grandi esercizi di vendita. Mi sembra un po', fantascientifica, perché come si fa? Bisognerebbe mettere una persona all'entrata e controllare che le persone non entrino più di uno alla volta. Noi diciamo ai nostri clienti di entrare un po' alla volta e di rispettare questa normativa secondo la loro coscienza, di rimanere distanti da un cliente all'altro. E chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla diffusione dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio. Passiamo alla cronaca. Purtroppo dobbiamo registrare l'ennesima vittima sul lavoro in Veneto. A perdere la vita questa mattina a Lonigo, nel Vicentino, un autista 50enne durante le fasi di carico del camion. Sentiamo. Colognola ai Colli Verona, nuova vittima per un incidente sul lavoro accaduto stamani verso le 9. Si tratta di un uomo, un 50enne di Lonigo, che lavorava come autista per una ditta di trasporti di Sarego e proprio per effettuare un carico si era recato alla Mectronic, una ditta di automazione industriale, nella zona artigianale di Colognola per ritirare delle merci. Proprio durante le fasi di carico sarebbe avvenuto il drammatico incidente. L'uomo, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un muletto. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi del 118, che hanno trasportato lo sfortunato autista con un elicottero, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spisal, che dovranno stabilire le esatte dinamiche del drammatico incidente. Falso invalido deve all'INPS ben 270.000 euro a scoprire la truffa ai finanzieri di Legnago. Si era fatto riconoscere l'invalidità civile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua.
Così un uomo di Gazzo Veronese dal 2005 aveva percepito indebitamente la pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità e inabilità al lavoro, una somma di 270.000 euro, ma a scoprire la truffa gli uomini della Guardia di Finanza di Legnago, che lo hanno tenuto sotto controllo con appostamenti e videoriprese. Secondo gli accertamenti l'indagato era in grado di svolgere ogni ordinaria attività senza necessità di alcun ausilio. Nel 2012 aveva anche superato le visite mediche per il rinnovo della patente di guida con l'unica prescrizione dell'obbligo dell'utilizzo di lenti. Ora è accusato di truffa aggravata ai danni dell'INPS per 270.000 euro. Nei confronti dell'uomo è stata inoltre formulata una richiesta di sequestro preventivo di pari importo. Tentato assalto in villa nel Trevigiano, ma il proprietario, vedendo movimenti sospetti, ha chiamato la polizia, ha arrestato un ladro e denunciati i complici. Sentiamo. I poliziotti del commissariato di Conegliano hanno arrestato il componente di una banda di ladri specializzata in furti d'abitazione. La banda di topi d'appartamento si era introdotta all'interno di una villa disabitata a San Fior, in via Barozzi. Il colpo è fallito grazie all'intervento della polizia mobilitata dalla segnalazione del proprietario della villa che verso la mezzanotte aveva sentito rumori e notato alcuni movimenti sospetti. Il tempestivo allarme ha permesso agli agenti in pattuglia di arrestare quello che è considerato il capo del gruppo mentre cercava di scappare. Le manette si sono strette ai polsi di un romeno di 37 anni residente a Godega di Sant'Urbano con numerosi precedenti penali alle spalle. L'uomo, secondo gli inquirenti, che svolgeva l'attività di giardiniere, potrebbe aver messo a segno con i suoi complici numerosi assalti in sinistra piave. Coordinati dalla Procura siamo riusciti a fare questa attività che avrà degli sviluppi successivi e che comunque ha permesso di arrestare un malvivente e di denunciarne altri 3. Denunciati gli altri 3 componenti della banda, anche loro romeni e residenti a Godega di Sant'Urbano, senza nessun precedente penale alle spalle. Il terzetto, anche se aveva fatto in tempo a fuggire all'arrivo delle volanti, era stato bloccato e identificato alcune ore dopo, quando avevano deciso di recuperare l'auto in cui erano giunti in zona, una Ford Galaxy, intestata a uno di loro, senza pensare di incappare nella volante che li stava aspettando. Abbiamo questa autovettura che è stata appunto trovata sul luogo dei furti e che sicuramente è stata utilizzata dal gruppo per commettere atti delittuosi. Se qualcuno l'ha vista, si ricorda di altre situazioni che magari non sono state segnalate, insomma chiamasse il 113 o il 112 per segnalarlo. Gli investigatori sospettano che la stessa banda abbia commesso altri furti in zona, tra cui quello avvenuto all'interno di un'abitazione poco distante alla villa, da cui erano spariti oltre 1.200 euro, denaro contenuto in una cassaforte mobile ed ora recuperato assieme ad un anello, un orologio e a $700. Ed ora il maltempo che nelle ultime ore ha interessato anche la nostra regione. Disagi ci sono stati soprattutto in montagna, nel Bellunese. Ci aggiorna al telefono la collega Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno. Dovrebbe esaurirsi in serata l'ondata di maltempo che da ieri sta interessando la montagna bellunese. Nevicate abbondanti continuano ad essere in atto oltre i 1.000 metri di quota, ma fa sapere la polizia stradale le strade sono percorribili con gomme e catene al seguito. Pattuglie di filtraggio, soprattutto dei mezzi pesanti, sono all'opera sulla 51 di Alemagna a Pieve di Cadore, sulla 52 Carnica verso Montecroce Comelico e sulla 203 a Gordina a Cencenighe. Questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato a Fiammes uno dei mezzi pesanti che ieri si sono trovati in difficoltà sulle strade di montagna perché senza catene. Disagi al traffico con lunghi incolonnamenti sono stati segnalati dal tardo pomeriggio a sera per mezzi pesanti di traverso sulla 51 di Alemagna fra Valle di Cadore e Vallesina. Per neve questa mattina è stata chiusa la 49 Misurina Carbonenna. Nelle vallate piove incessantemente ed è alta l'attenzione della Protezione Civile che sta monitorando i versanti in frana. A Belluno si è rimesso in moto stanotte lo smottamento del versante in via Miari e la strada è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione del materiale. Quel tratto di strada ai piedi del centro storico della città era stato riaperto da poche settimane
dopo l'importante smottamento dello scorso novembre. La fase più intensa del maltempo comunque si prevede in esaurimento già a partire dal pomeriggio e in seguito i fenomeni si faranno più discontinui e irregolari. Da Belluno è tutto, a voi. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con ore 13 Salute, si parlerà quest'oggi di tumore al colon retto, prevenzione, diagnosi e cura con il dottor Marco Massani, direttore della terza chirurgia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, ed il dottor Gianluigi Lustro, responsabile dell'unità programmi di screening dell'ULSS 2. Io vi ringrazio quindi ancora per l'attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. A tutti un buon pomeriggio. Bentrovati al meteo. La perturbazione atlantica giunta nello scorso weekend, che ha causato tempo instabile, ci accompagnerà anche nella giornata di martedì 3 marzo. Ma vediamo la previsione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse, a tratti anche intense, quantitativi abbondanti sulle zone montane e pedemontane, localmente molto abbondanti sulle prealpi. Copiose nevicate oltre i 1200-1400 metri, venti forti di scirocco sui rilievi e sulle coste. Temperature stazionarie minime tra 1 e 7 gradi, massime invece fino a 10 gradi all'incirca. Condizioni di instabilità anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge dappertutto, vedete, localmente saranno anche intense. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime comprese invece tra 10 e 12 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, maltempo anche qui con locali nevicate fino al piano sui confini alpini. Temperature minime fino a 2 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.